Si chiama Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, l'acronimo GECT, ed ha vissuto a Trieste la sua 8ª assemblea, con la partecipazione dei 3 presidenti: Luca Zaia del Veneto, attuale numero 1 del GECT, Peter Kaiser della Carinzia Austria e Deborah Serracchiani del Friuli Venezia Giulia. All'ordine del giorno della riunione, preceduta da un incontro con i presidenti dei consigli regionali Roberto Ciambetti, Reinhard Röhr e Franco Jacob, in particolare lo stato dell'arte delle collaborazioni in atto tra i 3 territori contermini, con specifico riguardo ai temi della sanità, dei trasporti e della protezione civile, alla vigilia della settimana di esercitazioni internazionale simulazione terremoto a Portisvecchio di Venzone e in altre località del Friuli Venezia Giulia, con il coinvolgimento, tra gli altri, dei sistemi di risposta in emergenza sismica di Veneto e Austria. Inevitabilmente l'assise ha anche riguardato le elezioni nel paese straniero, vinte dai Verdi contro gli ultranazionalisti, e la decisione del governo di Vienna di inviare altri 80 poliziotti a presidiare il confine del Brennero, fatto che costituisce un passo indietro rispetto ai colloqui della settimana prima tra il nostro paese e quello austriaco. L'esito delle elezioni presidenziali, ha commentato la governatrice friulan-giuliana Deborah Serracchiani, ha fatto emergere un paese che non può rimanere diviso, anche in coerenza con la sua grandissima civiltà e le alte tradizioni culturali. Tuttavia, ha aggiunto, lo stretto margine che attribuisce la vittoria al candidato verde von der Bellen obbliga anche a riflettere su dinamiche sociali ed elettorali che devono essere prese molto sul serio.